Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo in Malesia, fioi, prove libere sotto la pioggia devastanti, avevo il passo da vittoria, qualificazione 11° e sole, adesso è previsto nuvoloso e poi sole, col sole sarà molto più dura, però insomma strano perché in Malesia speravano nel monsone malesiano, col monsone malesiano si poteva vincere ragazzi. La strategia sarà sicuramente partiamo con le morbide, poi vediamo se andare subito con le dure e tentare uno stint lungo nella speranza di avere una safety car o valutare insomma in corsa. Comunque si parte con le morbide. Vai raga, andiamo, Gran Premio della Malesia. Vai ragazzi, purtroppo non c'è la pioggia, ci speravo tanto, ma non è arrivata. Vai raga, ultima luce, andiamo. Gran Premio della Malesia, vogliono riscattare Singapore, vediamo se l'indice Nasdaq va su adesso. Siamo molto discontinui. Buttati come. Very god, adesso devo evitare qualsiasi tipo di tamponamento. Molto good, so good come, so good. Ecco, fortuna non ho rotto un cazzo, no, vabbè, non c'è stato tamponamento, dai. Ok, arriva il sorpasso anche su Vettel, anche sul bibitaro Vettel. Siamo già quarti, ottima partenza, solo che Kuma in partenza può fare buone cose. Ora un po' ciccata io. Non devono scappare via i primi tre. Purtroppo però senza pioggia sarà veramente dura. Speriamo che dopo il sole... ma è difficile, se comunque il tempo va in positivo dalle nuvole arriva il sole. La vedo molto grigia, anche se in realtà c'è il sole. Lo sto come in gara un po' curiosa. Andiamo fioi. Stiamo girando abbastanza bene. Come si butta in maniera molto bella. Wonderful Kuma, wonderful. E Gigi dietro. Gigione dietro, il Kuma è scatenato signori. Partenza da leggenda. E Alonso in prima posizione ragazzi. Alfonso ha fatto veramente tantissime pole quest'anno, però poi scusate ragazzi, non riesce poi in gara a... Ciao amore. E siamo addirittura primi, incredibile, non me l'aspettavo. Primo giro veramente sublime. Ogni tanto il Kuma tira fuori grandi prestazioni anche con l'asciutta. Fanculo. Adesso chiaramente con miscela standard cambierà qualcosa, ci facciamo questo giro, anche se riusciamo a fare un fastest magari. Però il Kuma è partito bene. Adesso chiaramente le strategie saranno importanti. Vedrei subito quelle dure dopo, vorrei rischiarla, solo che se va male so cazzi. Vabbè, vedremo. Vediamo, dai, vediamo. Sicuramente ancora le soft, ancora soft no, però, quello no. Occhio come Alonso non me ne vado, però non me ne vado purtroppo. Ho fatto un gran primo giro, ma questo non vuol dire scappare via a Monza. È stato un caso, pioggia più Monza, che è una gara un po' semplice diciamo. Mamma mia ragazzi, chiedo perdono. Adesso va bene una doppietta McLaren fioi, doppietta McLaren. Ok, il Kuma finisce il giro, vediamo se è Fucsia, vediamo. Fucsia 1.39.940, bravo Kuma. Buon giro, dai, buon giro. Nessun ritiro, non prevedo la safety car in Malesia sinceramente. Non la prevedo, poi staremo a vedere. Però secondo me non arriverà. Con la pioggia era molto possibile, mamma mia. Adesso ce ne stiamo un po' andando, però è calma. Con le soft c'è... però non posso fare 3 soste, secondo me con 3 soste non la vinco. Questa strategia sarà veramente dura, secondo me.
Tanto finché possiamo godiamoci il primo posto, poi vedremo, insomma. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Vediamo cosa mi propone. Mi propone, attenzione, le hard, come pensavo io. Sì, lo stesso pensiero kumendiano. E allora a questo punto sì. Sì, però non subito. Non subito però, cioè, finché le gomme ci sono, non vedo perché devo andare a cambiarle. Ma potevo andare sicuramente meglio, però ci siamo. Che sfiga, proprio adesso, prima dei box, foratura per Alonso. Foratura per Alonso, ma vedo il safety car, devo andare ai box. Questa pagherò tantissimo, sta cosa. La pagherò tantissimo. Alonso, ma proprio Alonso comunque è una sfiga in gara. Virtual safety car, ma vaffanculo, andavo in box anch'io e la vincevo. Pesantissima questa, pesantissima. Non ci voglio credere, Kuma. Ero già oltre i box. Fino a sventolato. Sì, però Alonso è una sfiga. Alonso avevo forato così, adesso c'ho anche Hamilton dietro, adesso è dura qui. Devo andare ai box però, box. Guarda Alonso ragazzi, ancora l'affio ai 40. Alfonso, è là Alfonso. E adesso box però potevo guadagnare di più. Sì, arrivo puttana. Hanno tutti messo le soft comunque, loro. No, Hamilton, cioè secondo me hanno già fatto la sosta, vediamo. No, forse loro no, però. Comunque metto le hard chiaramente, adesso vediamo. Ok, il Kume ai box. E adesso vediamo come usciamo. Chi va ai box? Vanno ai box anche loro, anche Gigi, tutti ai box, tutti ai box. Tutti ai box. Per fortuna i primi non sono andati, manco mai. E adesso veloci ragazzi, veloci. Very godo. E tutti con le hard. Tutti con le hard. Questo è buono, hanno anche il traffico loro, perfetto. Questa è una buona cosa, Beppe. Questa è una buona cosa. Abbiamo Palmer, abbiamo il piccolo Palmer davanti, ma non ci spaventa. A questo punto no safety car per piacere, eh. Non proprio sarebbe il problema grosso, non deve uscire la safety. Adesso vediamo come giriamo noi con le hard chiaramente. Ora di carburante abbiamo 1,23. Sono contro il mio ex compagno di squadra, contro Jolion, quel cazzo si dice, Palmer. Il mitico Palmer, signori. La domenica delle Palmer, fiori. Palmer non ha più gomme ragazzi, Palmer non ha più le gomme, la cosa è abbastanza ufficiale, ce lo pappiamo adesso. Ce lo pappiamo Palmer. Ciao amore. Vai box chiaramente Palmer, secco. Sì, box per Palmer. Veneziano c'è signori, veneziano. C'è. 2 secondi di vantaggio su Alonso, ma non deve arrivare la pioggia. Scusate, non deve arrivare la safety car, madonna, come se ne sta andando, ufficiale. Ne può arrivare la quinta vittoria stagionale, inaspettatissima proprio. O quantomeno sulla pioggia, sì, ma non sul
non con il sole. Bisogna capire che passo abbiamo con le hard, se riusciamo a fare solo un pit, chiaramente. Se fai due pit, quindi 3 totali, mamma mia! Ah, qua ho salvato l'insalvabile. Mamma mia, ragazzi. Qua è andata molto molto bene. Aspetta, chiaramente aspetto per la miscela grassa, per il momento non serve. Cioè, la Valencia sembra stata una gara favorevole, lo sappiamo. Dietro abbiamo Arianto, ragazzi, sta rallentando tutti, siamo anche fortunati, signori, siamo anche fortunati. L'indice Nasdaq continua comunque. Speriamo sia positivo. Le gomme sono al 14%, ma questo non lo so. Arianto continua a rimanere fuori, anche Perez. Beh, ci sta, sì. Questo è importante per me. Sono molto superiore alla Manor e alla Force India. Ottimo Kuma, very very good. Che tensione, fiori, che tensione, perché ce la giochiamo nel secondo pit. Vedere quanto teniamo, quanto le gomme riesco a tenerle buone. E là che ci giochiamo tutto. Comunque vedi ormai sotto il sole, quindi la pioggia penso sia impossibile. Ragazzi, si è ritirato Chiat, per fortuna nessuna safety car. E andiamo a mettere le altre gomme hard. E dovrei tenere 10 giri. Facciamo Rosberg, Vettel, Hamilton dietro. Rosberg come mai? Vettel secondo, Rosberg? Era Rosberg secondo, attenzione, forse problemi per Rosberg, chi lo sa. Chiaramente speriamo, no safety car, cioè se la safety car è finita secondo me. Poi tutti i box insieme a me. Questo può essere positivo, eh. Questo può essere positivo. E adesso bisogna capire se riesco a tenerli dietro. Rosberg torna secondo, ok. Miscela grassotta, abbiamo il carburante perfetto, 2, siamo anche sopra il carburante, siamo zavorra in più. Avevamo 6 secondi di vantaggio da Rosberg prima del pit. Vediamo dopo il pit. Sembra una vittoria incredibile in Malesia, è così, col sole, sempre sole. No, anche il prossimo anno ci saranno novità, sulla difficoltà, sugli aiuti, sulla linea, la traiettoria ideale, queste cose qua, però non voglio svelare niente, ragazzi. 7 secondi, dai, siamo rimasti là. Bisogna capire chi ha il ritmo più veloce. 7 secondi non sono tanti. Sono quei secondi che ho guadagnato quando c'era Arianto, Perez e quella gente là. Ma se mi ritrovo con la safety car attaccati sono cazzi, Sono cazzi, non posso permettere. Le gomme devono durare 10 giri, se le gomme non durano 10 giri è finita. Ma teoricamente. È vero che adesso che è più caldo, probabilmente adesso il sole è pieno, ragazzi, in Malesia, 8 secondi, ho guadagnato qualche decimo, perché erano 7 e 800 mi sembra.
Che loro sono in bagarre. No, beh, neanche tanto. In realtà Rosberg non è tanto in bagarre. La McLaren hanno fatto una bella McLaren. Speriamo di portare a casa il risultato, cazzo. La pretendo questa vittoria, la pretendo. Certo non è la vittoria di... Non è di certo la vittoria di Monza, però sarebbe una vittoria veramente pesante. Anche per il terzo posto, che il terzo posto secondo me me la meriterei una chiamata della Ferrari, Solo se mi chiama la Ferrari posso andare via dalla McLaren, se no devo fare un altro anno per forza, anche se mi chiama la Mercedes. Questo è il contratto stipulato a Woking con Ron Dennis. Questo l'ho preso veramente di merda, peccato perché era un fucsia del settore 2. Però quello la fanno sempre un po' sbavando. Madonna no, i nostri errori però. Piccola deconcentrazione comediana. Stai calmo, come la gara in mano, puoi solo perderla tu. Prime sbavature comunque, di una gara buona per il momento. Però Rosberg lo vedo che sta tirando come un porco, Era un bel giro, peccato 1.4.800 con le dure e sbagliando quel popò. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 38,4 secondi. Rosbiff, dai, dobbiamo tenere. Ho perso un po' il ritmo buono, però un secondo più lento, cazzo, questo settore. Catroia. Alonso ai box. Gara veramente dura per Alonso, era secondo, cazzo, partiva in pole position. Sfortunato Alfonso. Qua la monoposto che la sento non bene come all'inizio. E non capisco il perché. Se cambia qualcosa ti avvisiamo. Va bene, porco. C'è molta concentration, Adesso tra poco esce anche Motorsport Manager, non vedo l'ora ragazzi, mamma mia quante uscite, i soldi non ci sono più ragazzi. Crisi economica per il culo. Bravo. Very compliment Kuma, very compliment. Altro giro andato, boom, 1.40, sempre 7 secondi, siamo là, non sto perdendo, ne guadagno e ne perdo praticamente. C'è da dire che ho la miscela grassa. Me la sono tenuta per la fine e ho fatto bene. Siamo a 2 giri e 40, bene, mi devo togliere un po' di zavorra ancora. Anche questo non fa bene sicuramente. Bisogna capire le gomme, se ho il crollo negli ultimi 2 giri è finita, chiaramente. Che loro non ce l'hanno, loro e Mercedes poi Mercedes e Ferrari consumano meno le gomme di me. Poco da fare. Io sono un consumatore compulsivo. Ma questo è un buon giro, dai. Infatti ho guadagnato 3 decimi. Vabbè, non stiamo guidando male, questo non si può dire, ragazzi. Che tensione, raga, che tensione. Vediamo di non bruciare il motore, fioi. 95 gradi, siamo messi bene. Fucsia 1.39.364. Non me l'aspettavo proprio.
Piccola sbavatura. Le gomme 27% e mancano 7 giri. Ci sei praticamente. High tension comentiana, in inglese puro. Ragazzi, ormai manca un giro, manca un fottutissimo giro. Rosberg ha recuperato tanto, non ce la faccio più. Non c'è, sì, lo vedo, mi vede ormai. 5 secondi. Però è final lap, signori, final lap comendiano. Adesso ho fatto respirare un attimo il motore. 4,8. Vabbè, se ne c'erano tipo altri 6-7 giri, era finita, Vettel, che culo, però lotta tra Vettel e Rosberg. Vettel supera Rosberg. Questa è una cosa molto buona. Se si battono tra di loro, io godo. Non è che può arrivare la quinta vittoria, ragazzi, che è tanta roba, purtroppo, però ho tantissimi ritiri, tantissime gare finite senza punti. Sta maturando per il Kumela, quinto successo stagionale, il sesto in carriera, il primo in Malaysia. I tifosi italiani del Cume amano il Cume e sono convinti il prossimo anno di vederlo in Ferrari e vincere il titolo, speriamo. Manca il 2007 il titolo alla Ferrari, però la McLaren è ben felice di vedere questo giovincello portare a casa un altro successo. Vai ragazzi, che andiamo a vincerla! Con le gomme mamma mia, sono durate perfettamente. Calcoli esatti. Strategia perfetta. E si va a vincere il Gran Premio della Malesia. Winner! Yes! Woo! Assolutamente fantastico, davvero ottimo lavoro. Bravo Kume, bravo. Mi sei piaciuto tanto qua, Kume. Ecco il porco che esulta. E adesso cerimonia del podio, eccolo qua. Very good, molto bene. Dove le classifiche siamo terzi di nuovo a 160 punti, me più 2 su Pippo Massa. Nella costruttori sempre quarti a -3 dalla scuderia Ferrari. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!